Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Dota 2. Quest'oggi ci troviamo in una nuova partita in multiplayer, ovviamente registrata come potete notare dall'icona in alto a destra di registrazione, dove commenteremo e ovviamente analizzeremo nuovi aspetti di un nuovo personaggio che quest'oggi utilizzerò. Ho fatto una bella partita con questo personaggio e davvero mi sta piacendo molto utilizzarlo, perché ovviamente utilizzerò Treant Protector, come potete notare in basso a sinistra la sua bella faccina di Ant. In pratica Treant Protector, a mia opinione, è un personaggio molto dinamico, può essere utilizzato secondo diversi scopi, ovvero può essere utilizzato in diverse maniere. Ovviamente la descrizione lo indica come una sorta di support e questo può essere vero soprattutto per quanto riguarda le sue abilità che più avanti analizzeremo. Treant Protector ovviamente è specializzato nella caratteristica forza, ovviamente è l'abilità che è maggiore alle altre inizialmente, è l'attributo primario, quindi lo riteniamo come un personaggio che detiene di molta forza, quindi molta stazza, sinonimo di vita e quindi di rigenerazione di HP. Per quanto riguarda l'equipaggiamento che stabilirò per questo personaggio, ovviamente potete anche prendere spunto, è uno degli equipaggiamenti che credo sia migliori, ma ovviamente non credo che sia il migliore, ce ne saranno degli altri, comunque io mi trovo molto bene con questo. Allora, innanzitutto analizziamo le abilità per capire come ci dobbiamo muovere col nostro personaggio. Prima di fare ciò, come avete ben potuto notare, oppure se non l'avete notato, mi ritrovo Nightmare, un mio fedele amico, accanto, che impersona Visage. Visage nella descrizione è addirittura indicato come un support, e ciò è vero, infatti potete ben notare che è una sorta di support offensivo, guardate un po', riesce addirittura ad attaccare gli avversari, questo bello scorpioncino e il grande Earthshaker, addirittura da metterli in difficoltà al fine di nascondersi sotto la loro torre per non effettuare una bella morte. Allora, innanzitutto troviamo anche in centro un nostro fantastico amico, Pudge, troviamo l'illusione, eccolo qui, I am the first X-Men, complimenti amico mio, però non vedo gli artigli di X-Men, ha un bel gancio, ovviamente la mannaia l'abbiamo analizzato nelle partite precedenti. Invece in bot, nella parte inferiore, troviamo Razor, che a mio parere Razor, ragazzi, è un personaggio davvero molto utile soprattutto contro gli AD carry avversari nell'1 contro 1, quindi un personaggio davvero da tenere in considerazione. E Leech, un altro mago, ovviamente l'abilità principale è il mana, che analizzeremo più avanti. Quindi due maghi, ritroviamo anche una sorta di melee, un aiutante, quello qui Pudge, e in seguito due support qui in alto. Allora, come vi dicevo, il nostro Treant Protector può essere considerato come un support, ma ovviamente può essere considerato anche come un tank. Ovviamente io lo considero anche come un tank, perché se lo consideriamo in questa maniera possiamo usufruire di numerosi oggetti per renderlo tale. Tank, per chi non sapesse che cosa significa, ovviamente tank anche nella tipologia venivano indicati anche i carri armati, quindi qualcosa di potente, necessariamente armato, ma non per forza che deve infliggere del danno, quindi è un qualcosa che detiene di una notevole vita, una notevole armatura e può resistere ai danni, quindi è una sorta di personaggio che può durare molto nei combattimenti perché detiene di tanta vita e ovviamente tanta stazza, tanta armatura. L'armatura in questo game, ovviamente come la maggior parte dei game, è indicata da questi valori e il nostro personaggio più armatura avrà, più sarà resistenza al danno fisico ed al danno magico, a seconda dei valori che potete ben notare. Le abilità. Per quanto riguarda la prima abilità che è già stata attivata, Armatura Vivente, appunto è un'armatura che consente ovviamente una notevole aggiunta dell'armatura al nostro personaggio, ma ovviamente col passare del tempo essa usufruirà anche della rigenerazione degli HP e nel momento in cui siamo vicini a un alleato, anche l'alleato usufruirà di questi bonus e addirittura anche le torrette. Soprattutto in un periodo mattutino questa abilità verrà aumentata di raggio, invece in un periodo notturno essa verrà diminuita. Comunque, una seconda abilità che secondo me è un'abilità molto ma molto importante soprattutto per bloccare gli avversari, perché questo personaggio dimenticavo di dire che è molto importante soprattutto per aiutare a fare uccisioni, infatti come la maggior parte dei support, questo non solo riesce a curare gli avversari in una maniera molto passiva, ma sempre un aiuto, ma permette addirittura di bloccarli, rallentarli, addirittura stunnarli. Un esempio è il seme parassita, guardate un po' che nome. Il seme parassita al costo di 140 di mana permette di lanciare un seme sull'avversario, il quale prosciugherà la vita e la invierà ai creep e a ovviamente il player che ci sta accanto, addirittura i player, per ricaricare la vita e ovviamente il nemico ne perderà a seconda delle indicazioni che ritroviamo in basso e a seconda appunto del livello che è stata aumentata l'abilità, per addirittura ridurre la velocità di movimento.
Bene, questa è un'abilità molto importante soprattutto per finire colui che intende fuggire e soprattutto per tendere degli agguati ai nemici che stanno scappando, e questo ci porta proprio alla prima abilità, ovvero, guardate un po', tutt'uno con la natura. Il nostro personaggio nel momento in cui si ritroverà in giungla, ovvero in qualsiasi luogo dove si ritrovano alberi, natura, intanto vediamo un attimo, Pudge ha tentato di fare un po' l'eroe, ma è stato addirittura bloccato dal nostro amico Earthseeker, ed ecco che viene inviato nuovamente in centro dopo essersi divorato un bell'albero. L'albero però non lo può divorare perché ovviamente noi stessi abbiamo utilizzato adesso la nostra bella abilità di cui parlavamo, tutt'uno con la natura. Quando viene utilizzata questa abilità il nostro personaggio è invisibile per una durata indicata, 15 secondi, 30, 45, 60 a seconda dell'evoluzione dell'abilità, e nella giungla esso è invisibile a meno che non attacchi con un attacco corporale, ovvero con un attacco corpo a corpo, un semplice colpo, ovviamente non un'abilità. Invece se lanciasse per esempio un seme parassita rimarrebbe occultato dagli alberi. Quando lascia questa atmosfera naturale, ovviamente il nostro personaggio perde la sua, come possiamo dire, il suo occultamento. Per quanto riguarda invece l'ultima abilità, un'abilità che davvero mi piace in maniera proprio eccessiva, è la crescita eccessiva, appunto, guardate un po' che gioco di parole. In pratica la R di questo personaggio, la Ultimate, nel momento in cui viene aumentata diminuisce il cooldown, ovvero il tempo di ricarica, e permette di evocare una proliferazione di viti e rami i quali bloccheranno i nemici dentro un'area delimitata, ovvero 625 di raggio, e faranno anche danno a seconda del potenziamento che verrà effettuato. Quindi davvero un'ottima abilità per bloccare tutti i nemici in fuga. Bene, ecco Pudge che direttamente con un'abile mossa riesce a bloccare il piccolo scorpioncino e con una bella mannaia in testa gli fa saltare la copertura, spaccandogli ovviamente la testa, e fu Nightmare. Guardate un po', 225 pezzi d'oro che ovviamente lì spenderà a dovere nella bacchetta magica. Ecco che Pudge si avvicina immediatamente al nostro Treant Protector per guadagnare ovviamente un po' di vita e armatura. Allora, analizziamo innanzitutto l'equipaggiamento. Adesso ho acquistato appena adesso gli stivali della velocità. Perché gli stivali della velocità? In questo personaggio vi è una carenza di mana davvero eccessiva nel momento in cui vengono utilizzate le abilità, perché ovviamente hanno un cooldown davvero molto ristretto. Attenzione Riki, eccolo qua, guardate un avversario che attacca davvero molto nel corpo a corpo, ed ecco che ci ritroviamo proprio di dietro, ci attacca con tutta la potenza che ha addosso e probabilmente non ce la faremo. Addirittura vedete abbiamo utilizzato il seme per ricaricarci la vita, ma a quanto pare è riuscito a farci a pezzi attaccandoci di dietro. Questo vuol dire che qualcuno mancherà. Attenzione che è Earthseeker che cerca di bloccare Visage, ovviamente è costretto a tornare indietro poiché gli avversari sono in sovrannumero, addirittura Pudge viene fatto saltare in aria ma probabilmente dovrà tornare anch'esso. Sono 4 avversari contro di noi. Vediamo anche Chen, ragazzi, mi ero dimenticato di farvelo vedere. Chen è un support avversario che potete vederlo, appunto non sono riuscito ad analizzare la squadra avversaria ma possiamo farlo benissimo adesso. Ritroviamo questo Chen, ragazzi, che è una sorta di support molto importante e soprattutto molto utile se si sa usare. È Earthseeker, potete notarlo. Notiamo anche il Sand King, questo scorpioncino che mi sembra che l'abbiamo visto anche nelle partite precedenti. Riki ovviamente personaggio sinonimo di attacco, rapidità, quindi un assassino. E Viper, questa sorta di uccelletto che è un uccelletto avvelenatore. Ogni attacco che effettua, quasi ogni attacco, permette di avvelenare l'avversario ed è molto ma molto fastidioso, ma ciò può essere contrapposto al nostro personaggio che, come vi dicevo, è un personaggio che detiene molta vita e quindi molto duro da buttare giù, soprattutto nelle fasi avanzate del gioco. Allora, vediamo un po', ecco che inizia lo scontro. Visage si lancia all'attacco, io mi mimetizzo nella foresta per dare un po' di fastidio agli avversari, e Pudge con il putridimento riesce addirittura a infastidire gli avversari, ma non a tal punto da metterli al tappeto, e così io cerco di far guadagnare soprattutto notevoli punti vita a Leech tramite l'abilità seme parassita, e dopo una bella mazzata in testa al ragazzone che se ne stava andando via siamo riusciti a metterlo al tappeto. Quindi un'ottima uccisione da parte di Leech, ricaricata la sua vita tramite il nostro colpo intelligentissimo, e ovviamente siamo riusciti a mettere al tappeto anche Riki. Bene, allora il nostro Treant Protector potete notare che è stato dotato di uno scudo intrepido, primo elemento dell'equipaggiamento. Lo scudo intrepido io lo acquisto sempre, quindi anche ve lo consiglio lo scudo intrepido. Perché? Perché lo scudo intrepido innanzitutto ha un'abilità passiva, ovvero che non è possibile attivarla, è attivata già da sé. Permette di donare la probabilità di bloccare i danni in base al tipo dell'eroe che impersoni, quindi abbiamo la possibilità di bloccare i danni. Blocco in mischia 20, blocco a distanza 10 e abbiamo la probabilità di bloccare del 60%. Ovviamente l'elemento che vi dicevo prima, gli stivali arcani, io li chiamo stivali del mana come li chiamano la maggior parte dei giocatori, sono utilissimi in questo personaggio perché l'utilizzo del mana è davvero
è molto dispendioso, quindi al fine di recuperarlo dobbiamo avere qualcosa che ce lo dia e soprattutto che lo dia anche agli alleati che ci sono intorno. Praticamente nel momento in cui noi lo utilizziamo gli stivali arcani, riempiremo il nostro mana di ben 250 punti, che non sono pochi ragazzi. Soprattutto abbiamo la possibilità di attivare una ultimate o addirittura numerevoli abilità, o numerevoli tutt'uno con la natura, che ci può permettere di fuggire da un'occasione davvero molto come possiamo dire, difficile. Ecco che in centro innanzitutto si ritrovano 4 avversari e cercano di dare un po' di fastidio a Visage e a Lich. Intanto Razor cerca di intrattenerli, eccoli qua, dando un po' di fastidio facendoli tornare indietro, con questa abilità elettrica che permette di attaccare a una notevole distanza. Avanza Razor insieme a Lich dietro e la torre inizia a colpirlo, ma a un certo punto anche Visage gli va dietro, ovviamente seguito dal nostro Treant Protector, e Pudge viene innanzitutto bloccato da Earthseeker, che dalla giungla spunta come una faina inferocita e ci blocca innanzitutto l'attacco principale, quindi siamo costretti a tornare indietro, anche se gli avversari non hanno subito molti danni e quindi Razor ovviamente è stato fatto fuori per l'eccessivo numero di colpi. Ovviamente ancora Earthseeker con un'abile mossa riesce a stunnare l'intera squadra dei Radiant e metterla quasi al tappeto, la fa riunire nella giungla, ed ecco che Riki sotto una forma occulta non riusciamo a notarlo, ed ecco che cerca di scappare verso la runa, ma ecco che troviamo un bel Pudge che fa la guardia alla runa probabilmente della rigenerazione, ed ecco che tutta la squadra ritorna indietro in centro. Pudge dopo un'abile mossa cerca di beccare qualcuno, pesca qualcuno nelle vicinanze della torre, ma a quanto pare non ci è riuscito. Bene, continuiamo con il nostro caro Treant Protector. Ecco che Visage riesce a sdoppiare, a creare due illusioni di dell'essere principale, ed ecco che Pudge attira immediatamente Earthseeker verso di lui, ma probabilmente non farà in tempo a ucciderlo, perché Riki di dietro gli dà una bella pugnalata alle spalle e lo mette al tappeto. Bene, a quanto pare la squadra è stata dimezzata, il nostro piccolo Pudge è stato distrutto, ma anche lo scorpione avversario, quindi un po' ci ritroviamo sul pari, 5-7, dai, ce la stiamo cavando abbastanza bene. Vediamo un po' il nostro personaggio. Ecco, nelle retrovie per adesso lo facciamo, probabilmente comprerò la gemma della vera visione al fine di vedere questi personaggi occultati, perché io consiglio ragazzi, nel momento in cui ritrovate 2 o anche più personaggi che detengono questa abilità di nascondersi, è necessaria quindi questa abilità. E il mio personaggio adesso sta attaccando principalmente la torre, anche colpito dal piccolo ninja di dietro, chiamiamolo così, proprio perché appunto detiene di tutta questa armatura già a questo livello e riesce ad assorbire questi colpi senza appunto subire innumerevoli danni. Ed ecco che la squadra avversaria blocca innanzitutto Razor, che viene attaccato nuovamente da Riki, ma a quanto pare Pudge riesce a fare il suo sporco ruolo attirando Earthseeker, e con un attimo di puzza lo butta al tappeto. Ecco nuovamente il caro Viper che viene gettato nuovamente al tappeto dal nostro fantastico Treant Protector, ovviamente è riuscito a fare un bell'assist, e la squadra avversaria è costretta a ritirarsi proprio perché a causa di Razor, che è stato utilizzato più come un'esca, siamo riusciti a metterli al tappeto. Quindi ecco, vedete che ha ordinato la gemma della vera visione, appunto per vedere Riki, che è un personaggio molto fastidioso. Allora, vediamo cosa stanno facendo gli avversari. Ovviamente Chen cerca di fare qualche soldino facendo fuori il pappagallino della giungla. In bot cosa sta succedendo? Nightmare è riuscito a scampare l'agguato in mezzo, ovvero in middle, e a quanto pare sta attaccando in bot in modo tale da fare un po' di soldini ed avanzare. Diamo un'occhiata, il nostro alberello è riuscito a rimanere in mezzo per guadagnare un altro po' di vita. Allora, dopo aver acquistato gli stivali arcani, un altro elemento fondamentale che porterà alla salvezza della nostra squadra e la salvezza nostra è, diamo un'occhiata, il Mechanism. Adesso vediamo un po' se possiamo indicarlo. No, probabilmente diamo un'occhiata da questa parte. No. Allora, ve lo riassumerò io. Il Mechanism è un elemento fondamentale che serve per curare gli alleati, e soprattutto, attenzione, diamo un'occhiata a cosa sta succedendo. Qui si preparano un agguato, parleremo del Mechanism più tardi. Vediamo un po', troviamo Sandkin, Chen e addirittura Earthseeker che si imbatte nei paraggi di Pudge, che lo riesce ad attirare immediatamente, ma a quanto pare non riusciamo immediatamente a colpirlo. Ritiriamoci immediatamente nella fauna selvaggia e ci mimetizziamo insieme ad essi. Guardiamo un po'. Questo personaggio mi sa molto di Barbalbero, ragazzi, quello del Signore degli Anelli. Razor con un'abile mossa cerca di attirare il ragazzone Earthseeker, e noi ovviamente con un'abile abilità lo mettiamo sotto pressione. Ecco Riki che innanzitutto si lancia nello schieramento avversario, a quanto pare viene bersagliato ma non viene distrutto. Ecco nuovamente Earthseeker riesce a salvarsi, ma ovviamente Chen riesce addirittura a essere in prima linea per farlo
allontanare. Ecco che utilizzo la mia R, ragazzi, ovvero l'ultimate che ha stunnato immediatamente tutti gli avversari in un raggio e siamo riusciti a scappare. Eccoci qua, perché eravamo senza vita e ovviamente guardate un po', Pudge è riuscito addirittura a spaccare la testa di un avversario, ma una mossa che ovviamente non doveva fare il putridimento. Adesso ovviamente non mi ricordo come si chiama, però una cosa del genere. Non doveva utilizzarlo perché ovviamente riduce la sua salute, ovviamente l'unica cosa che poteva fare. Si è ucciso da solo per non dare sazio agli avversari, lo posso anche comprendere. Il nostro personaggio è rimasto vivo, come potete ben vedere, cerca di dare un po' di fastidio a Ricky, ma è riuscito addirittura a far scappare tutti gli avversari. Abbiamo fatto ben 3 assist e un'uccisione, ovviamente anche una morte l'avete vista in precedenza. Razor Leech, anzi, si lancia immediatamente sul piccolo Ricky che è occultato dalla sua abilità e quindi è costretto a tornare indietro. Ecco nuovamente Razor, guardate un po' questo cavaliere, mi ricorda un po' l'epoca medievale, guardatelo che figo. Allora, il nostro barbalbero, dicevamo, ha acquistato il copricapo perché è un elemento per comporre il mechanism. Il mechanism permette di guarire tutti gli alleati di 250 HP nel momento in cui viene attivato e aumenterà la loro rigenerazione HP e passivamente ovviamente anche l'armatura. Attenzione, vediamo un po' cosa succede. Pudge, ovviamente, Trent Protector, Leech e Razor si lanciano in botta al fine di pescare qualcuno, ma a quanto pare Pudge non ci riesce, quindi l'obiettivo è la torre principale, metterla al tappeto al fine di avanzare su questo lato della mappa, come potete ben vedere, al fine di distruggere anche quest'altra torretta. Probabilmente poi si scenderà in mezzo e in seguito, dopo aver fatto ciò, distruggeremo anche quest'altra torre, ma non ricordo veramente se questa partita l'abbiamo vinta, volevo farvela vedere, soprattutto per concepire questo nuovo personaggio. Bene, ecco che Pudge addirittura manca il piccolo Viper che scappa via, con un'abile arpionata lo fa, non riesce a farlo rimanere con noi. Allora, l'intera squadra si ritrova qua su e con un carico di mana attacchiamo immediatamente gli avversari. Guardate un po' questa sfera. Questa sfera, ragazzi, che lancia Leech è un'abilità molto ma molto particolare. Nel momento in cui lo trovo contro Leech mi preoccupo perché questa abilità lancia una sfera che rimbalza intorno ai nemici circostanti, quindi può infliggere, diamo un'occhiata, 280 danni al primo livello a ogni avversario che tocca, quindi è davvero molto particolare. Chi è questo gorillone? Guerriero Ursa, a quanto pare non è il suo posto. Ecco, fate un giretto nell'oltretomba, amico mio. Allora, ecco il nostro personaggio che addirittura gli vengono inflitti dei colpi, ma non ne subisce molti. Potete notare, già abbiamo notevole vita e addirittura tanta armatura. Quindi, continuiamo a fare soldini per acquistare il mechanism. Vi ho descritto le caratteristiche e a mio parere è un elemento che va preso dopo questi stivali del mana. Questo è un segno di Earthseeker, ragazzi. Guardate un po' questo muretto che disabilita gli avversari, come avete ben potuto notare. E allora noi ci avventuriamo in avanti. Andiamo in avanti, vediamo che cosa c'è qui intorno. Allora, a quanto pare non notiamo nulla di che perché 2 avversari ce li abbiamo davanti, eccoli qui, e non riusciamo proprio ad avanzare, anche se siamo in sovrannumero. Dovremmo prenderne qualcuno per portarla alla nostra postazione. Questo è il compito di Pudge e ci sta provando con tutto il cuore. Vediamo un po'. Pudge, 5 assist, bene. Se la sta cavando abbastanza bene. Earthseeker ancora continua a dare fastidio, eccolo qui. Vi dicevo, mancheranno altri 2 componenti al fine di comporre il nostro mechanism e dopo aver fatto ciò saremo davvero molto utili per la squadra. Ed ecco che Pudge riesce ad attirare immediatamente Chen e con il piccolo seme della vita riusciamo a strappargli notevole vita, ma a quanto pare questo dannato muro effettuato dal nostro Earthseeker ci impedisce di ucciderlo. Ma Razor con un'ottima mossa riesce a metterlo al tappeto. Ecco lo scorpione, ragazzi, che avanza. A quanto pare utilizzeremo il seme della vita, eccolo qui, ma si teletrasporta immediatamente davanti ai nostri occhi, un abile teletrasporto. Ed ecco che ci dirigiamo immediatamente verso Earthseeker, il nostro barbalbero in compagnia di Pipino e Merry riesce a farlo fuori con un'ottima triple kill di Razor. Adesso in sovrannumero ci dirigeremo alla distruzione di questa torre. Benissimo, attenzione che ancora c'è Viper, eccolo qui, questo ragazzone marcato Dodge eccolo qua. Vediamo un po', addirittura riesce a farci un po' di danno avvelenandoci, ma ovviamente adesso abbiamo acquistato anche la cotta di maglie e la ricetta del brocchiere al fine di comporre il nostro meccanismo, non dovremmo avere più problemi. Allora, siamo al 9° livello, quasi 10, ce la stiamo cavando molto ma molto bene. Le strutture dei Dire vengono ovviamente fortificate, anche se ciò non doveva essere fatto perché ormai la torre era distrutta. Comunque, allora, vediamo un po'. Siamo quasi a metà della partita, comunque ce la stiamo cavando abbastanza bene. Spero di avervi illustrato il personaggio in tutte le sue minime sfaccendature, tutte le sue minime peripezie. Come potete ben vedere adesso ce la stiamo cavando bene, 12 uccisioni su 10, abbiamo distrutto una torretta, gli avversari non ne hanno distrutta nessuna, oppure l'hanno appena scalfita, vediamo un po', ecco qui, ne hanno tolto metà vita. E tutta la squadra dei Dire si ritrova quasi tutta, eccola qui, nel fiumiciattolo, eccolo qui, a metà mappa, e a quanto pare stiamo studiando un metodo per
per distruggere immediatamente questi ultimi stronzetti che si ritrovano in top, mentre Nightmare, eccolo qui, continua con Visage a fare esperienza in basso, in bot, con i suoi famigli, eccoli qua, al fine di recuperare notevole terreno su questo lato. Ed ecco che immediatamente Pudge riesce ad afferrare immediatamente Visage mettendolo, scusate, Viper, il motore Dodge, mettendolo al tappeto. Ed ecco che un'altra icona di Pudge segue Earthseeker al fine di vedere dove sta andando. Ci dirigiamo tutti immediatamente verso lo scorpione che l'abbiamo notato, ovviamente Leech e Pudge cercano di indebolirlo. Ecco ma che riesce a scappare, lo scorpione ha davvero un'abilità così noiosa e così stancante che riesce a scappare in ogni parte della mappa, ma Pudge lo riafferra con il gancio e lo mette al tappeto. Sand King è stato fatto fuori, il nostro barbalbero sta dando un'occhiata agli alberelli ormai distrutti dall'autunno, è meglio tornare indietro. Earthseeker si fa davanti a Pudge, lo mette al tappeto e adesso solo lì ci si ritrova al suo cospetto, ma il nostro albero dal nulla spunta e con un bel richiamo della vita lo mette al tappeto. Benissimo. Allora, continuiamo occultati dalla nostra mossa. Ecco qui ritroviamo Chen davanti a noi, questo... ma non so davvero di che nazionalità sia, mi sembra un po' orientale. Sì, un nome molto orientale. Ed ecco che Chen cerca di infastidire il nostro barbalbero che ecco, fanno un po' di girotondo intorno agli alberi, ma non riescono addirittura a prenderlo. La catapulta solo riesce a dargli qualche pietratina in testa. In bot cosa succede? C'è piccolo Ricky, nascosto, ovviamente non viene visto dai famigli, ovviamente da Nightmare, che riesce addirittura a togliere, vediamo un po', anche 400, 500, 600 HP alla torre, notevole vantaggio che verrà utilizzato più avanti. Mentre, ecco qui Razor si dirige per dare una mano al piccolo Visage, e in alto, vediamo cosa succede in alto. In alto... ancora ci siamo noi che stiamo continuando, ecco la nostra armatura è stata nettamente potenziata dall'abilità di Leech. Continuiamo a fare soldini, come ripeto sempre ragazzi, i creep sono fondamentali in ogni parte della partita. Sono necessari per aumentare il proprio livello e addirittura aumentare i propri soldi. In pratica io cerco, nel momento in cui voglio uccidere un creep, attendere che gli altri creep alleati tolgano quasi tutta la vita e con l'ultimo colpo guadagni 40-50 soldini, come avete appena potuto vedere. Intanto in bot, ed ecco che si lanciano Earthseeker e Ricky al cospetto di Nightmare e Razor. E a quanto pare Razor è stato fatto fuori, ma Nightmare a quanto pare cerca di darsi una mossa uccidendo Earthseeker e a quanto pare non ci riesce perché riesce a scappare in maniera molto ma molto strana. Ecco che Ricky viene bersagliato direttamente da due icone infuocate e addirittura Visage non ha potuto fare altro perché in 2 contro 1. Beh certo. Diamo un'occhiatina nuovamente cosa succede al nostro caro amico Trinant Protector, il nostro barbalbero. Dato un'occhiata sul ramo sinistro c'è Pipino e sull'altro c'è Merry. Fighissimo. Ci dirigeremo, come diceva, andremo a sud verso la contea, è proprio quello che stiamo facendo. Anche se questo, se questo sembra un po' il monte dove vi era l'occhio, a Mordor. Stiamo andando a Mordor ragazzi, questa è la contea, guardate che figo, bella similitudine. Allora andiamo verso Mordor a quanto pare e distruggiamo questa ultima torre. Ecco che è stato composto il mechanism, come potete ben vedere, date un'occhiata. Adesso vi farò leggere completamente gli attributi. Eccoli qui. Ed ecco che il nostro barbarbero nuovamente si mimetizza nella foresta di Mordor. A quanto pare viene minacciato da un satiro evocatore infernale, delle bestie templari che si ritrovano qui a difendere la giungla. E a quanto pare c'è un periodo un po' di stallo. Stiamo attendendo appunto il momento giusto per distruggere i nemici. Bene, vediamo un po'. Ecco che stanno arrivando in top numerosi alleati al fine di distruggere questi avversari. Ed ecco che Earthseeker, Ricky e Viper si dirigono immediatamente verso Pudge e Razor, un pericolo. Quindi io ovviamente mi catapulto di dietro al fine di dargli una mano. Ed ecco immediatamente cerchiamo di ricaricare la vita di Pudge. Diamo un'occhiatina. Eccolo qua, Pudge ovviamente è stato fatto fuori, non ce l'ha fatta. Ecco che l'abilità di Leech, guardate un po'. Ecco qua il danno corrisposto tra due avversari. Ovviamente la mia R aiuta a tenere fermi gli avversari. Ed ecco, vediamo un po' se riusciamo a prendere Viper, che è aiutato da Chen. E ovviamente non so se ce la faremo, ma ovviamente ecco Razor che riesce a darci una mano. Attenzione a Ricky che si è occultato. Eccoci qua nuovamente ai piedi di Viper, ma ovviamente siamo costretti a indietreggiare poiché gli avversari sono in sovrannumero. Diamo un'occhiata, ecco anche Ricky dietro di me, non riesco a svignarmela. Oppure ci riesco, vediamo un po'. Non ricordo. Diamo un'occhiatina. Mamma mia, se riesco a svegliarmela ragazzi, veramente. Perché Ricky ha l'abilità addirittura di saltare addosso. Eccolo qui. Mamma mia, proprio la maratona di New York fatta dal nostro caro amico. Oh, ci siamo salvati. Che fortuna. Ecco che ovviamente non ci inseguiranno. Come potete vedere ragazzi, Nightmare è dovuto andare via e quindi ci ritroviamo in 4 contro 5. La situazione adesso si fa molto ma molto più difficile perché anche Nightmare continuava a spingere di sotto e a fare un bel po' di male. Quindi adesso siamo un po' in un periodo di stallo.
anche se siamo sempre in vantaggio. Allora, Razor sta per rinascere, il nostro Treant Protector sta andando a recuperare un po' di vita. Guardate che figo il cinghialino. Guardate che figo, l'ho sbloccato perché a fine partita vengono sbloccati dei premi, quindi il cinghialino è davvero molto figo. Poi addirittura è dotato delle ali, avete visto mai un cinghialino con le ali? No, però comunque può utilizzare l'abilità scatto per arrivare molto più velocemente. Allora, ecco, le nostre strutture sono state fortificate proprio perché i creep si ritrovano alle nostre porte. Il nostro X-Men, eccolo qui, è riuscito a farli fuori con, come si chiama l'abilità? Putrefazione, bene. E con la putrefazione, ecco qui un oggetto molto importante da acquistare nel momento in cui si ritrovano questi avversari invisibili. Polvere dell'apparizione. Uso, rivelazione, rivela gli eroi invisibili nella zona vicina ed è utilissima, ragazzi, per trovare quindi questi dannati come Riki e altri che non ricordo per adesso. Ed ecco che Earthseeker e Sand King si ritrovano ai piedi del nostro Treant Protector, che è davvero un gigante tra le formiche. Razor e ovviamente Page si ritrovano alla difesa di questa torre in top, come potete ben notare. Eccola qui. Allora, vediamo un po'. Page continua ad avanzare, seguito dal nostro Treant Protector, ed ecco che a quanto pare ci mimetizzeremo, se ricordo bene. Benissimo, ogni volta che vedo gli alberi mi mimetizzo, è una cosa che mi piace, rimanere mimetizzato e gli altri non riescono a vedermi. Bene, allora, continuiamo ad avanzare al fine di distruggere questa dannata torre che l'abbiamo appena scalfita. Diamo un'occhiata ed eccoci. Vediamo se riusciamo ad attirare in un buco il nostro Earthseeker. Ovviamente lui non è capace di vedermi. Diamo un'occhiata. Intanto in mezzo date un'occhiata, ragazzi, che ritroviamo Chen che continua a far fuori la torretta e a quanto pare ci riuscirà. Anche in bot ritroviamo Viper, il motore Dodge, che continua a far fuoco alla torretta in maniera proprio spensierata e la mette pure al tappeto. Quindi siamo in un periodo davvero molto difficile. Ecco che Riki si ritrova ai nostri piedi, ma ovviamente non siamo capaci di vederlo. Ed ecco che si presenta immediatamente a noi e con il Mechanism, ragazzi, siamo riusciti a curare l'intera squadra. Con la nostra abilità R siamo riusciti a bloccarli e ovviamente gli avversari hanno fatto il resto. Questo è praticamente lo scopo di questo personaggio: curare, bloccare e nel caso distruggere, anche se è un'abilità un po' secondaria. Ecco, Page continua a farsi strada tra questi creep. Io non sono solito utilizzare abilità sui creep perché consumano mana, però in questi casi per fare un po' di spazio velocemente, certo, è ovvio. Comunque, adesso il prossimo oggetto che andremo ad acquistare è una corazza. Non ricordo per adesso il nome, comunque è una corazza che ci darà molta armatura e soprattutto numerosi punteggi agli attributi in modo tale da essere più competitivi. L'armatura, io punto molto sull'armatura su questo personaggio, non tanto sulla vita ma sulla capacità di assorbire colpi al fine di non far diminuire la vita. Quindi abbiamo acquistato una bella cotta di maglia che darà 5 di armatura. Nightmare ovviamente non ritornerà, anche se dice 2 minuti per riconnettersi. Ed ecco che avanziamo immediatamente per la conquista della torre numero 2 in top. Ovviamente Earthseeker continua a dare un po' di fastidio con il suo muretto in pietra e siamo costretti a fuggire, come potete ben notare. Ma ecco un'ottima azione di Razor di dietro nell'1 contro 1 contro Chen. Chissà se riuscirà a farlo fuori. Riesce addirittura a intrappolarlo in un muro celestiale. A quanto pare Chen ormai è riuscito a farlo fuori. Ecco numerosi attacchi da parte del nostro caro ragazzone. Addirittura Chen, ma che cos'ha? Un cinghiale sotto, riesce a metterlo al tappeto lui e il suo cinghiale. Ecco, ragazzi, che inizia il team fight a quanto pare. Diamo un'occhiata. Ecco Visage e Piper, perché lo chiamo Visage? Continua ad andare avanti verso di noi, mimetizzati. Diamo un'occhiatina a Riki, addirittura allo scorpione che si ritrovano davanti. Il nostro Lich è inseguito. Page se ne becca 3 e viene ovviamente fatto fuori volendo tutti i creep circostanti. Quindi l'unica opzione è quella di fuggire, ma a quanto pare siamo ingarbugliati. Ed ecco il Mechanism, ragazzi, che riesce a recuperare la vita. Blocchiamo addirittura gli avversari al fine di fuggire. Vediamo un po' se riusciamo a far fuori Earthseeker. A quanto pare anche noi siamo stati bloccati. Guardate un po', tutti questi colpi non riusciamo a subirli, quindi eccoci cadere nettamente a terra. 28 minuti di partita e ci troviamo 19-18, una partita ancora molto equilibrata. Quindi ovviamente la nostra squadra è stata quasi fatta fuori. Abbiamo il nostro cavaliere medievale che si ritrova solo davanti al cinghialino. Eccolo qui, guardate che figo. Vediamo un po', vediamo se riesco a trovare l'armatura, ragazzi, proprio per farvela vedere in anticipo, ma probabilmente non ce la farò. Non si trova in questa parte. È un'armatura davvero molto particolare che costa 5200 monete. Ma proprio, vediamo, eccola, corazza dell'assalto. Passiva, aura d'assalto, conferisce velocità di attacco ed armatura alle unità alleate. Quindi darà armatura, velocità d'attacco e ovviamente numerevoli bonus che possono essere utili nel combattimento corpo a corpo. Per questo personaggio analizziamo anche altri aspetti. Possono essere utili il globo del ristoro,
che in pratica azzera l'attesa per tutte le nostre abilità, quindi è possibile attivare più volte la nostra R che blocca, quindi è utilissima soprattutto per tenere sotto controllo gli avversari, ma è anche importante, vediamo un po', la pipa dell'intuizione, che attiva una barriera, quindi dà uno scudo anche agli alleati per 400 danni da incantesimi, praticamente diventano immortali a un attacco, perché più o meno un attacco in linea di massima può valere 400, quindi molto ma molto utile. Anche il cuore di Terrasque, questo è un oggetto che può essere specializzato per tutti quelli che rendono questo personaggio un po' basato sulla vita che è l'armatura, quindi può essere acquistato al fine di migliorare la vita, ma io mi specializzo sempre sull'armatura. Ecco che Ricky a quanto pare viene intrapreso dal nostro barbalbero, guardate un po', ma ovviamente noi non riusciamo a vederlo e lui non vede noi, un po' un controsenso. A quanto pare ancora dei creep qui in basso e gli avversari si stanno specializzando per l'attacco della torretta numero 1 in centro, ovviamente 4 avversari contro un'unica torretta ce la faranno benissimo. Vediamo un po', continuiamo insieme a Razor ad andare avanti. Attenzione a Ricky maledetto, non riusciamo a intravederlo, proprio è un mostro, guardate un po', infligge almeno più di 100 danni con una velocità assurda. Date un'occhiata, diamo un'occhiata alla velocità dove si ritrova 0,84 per secondo. Il nostro barbalbero prima di alzare un ramo ci mette veramente 10 anni, però davvero due personaggi molto diversi. Allora, in centro continua lo scorpione. Ah, una cosa che dimenticavo, lo scorpione nelle prime fasi del gioco è pericoloso perché non può essere toccato quando è vicino ai creep, perché quando uccide i creep emana una specie di veleno, una sorta di aura che danneggia, quindi è molto pericoloso anche per questo. Ovviamente il nostro personaggio è un personaggio di squadra, non può fare nulla da solo perché ovviamente danno non è che ne fa molto, 101 di attacco per un support sono buoni, ma ovviamente per un AD carry sono pochissimi. Ed ecco che ci dirigiamo nettamente verso Earthseeker che viene fatto fuori a manganellate, anzi a uncinate, ed ecco che Pudge rimane solo alla vista di Chen. Certo che io e Razor ci dirigiamo verso il piccolo Sand King, ma adesso dobbiamo necessariamente tornare indietro. Ed ecco che rimane ovviamente Viper solo e lo facciamo fuori immediatamente. Ricky cerca di fuggire con la sua abilità e ovviamente ci riuscirà perché è nettamente più veloce di noi, eccolo qui. Ma a quanto pare lo inseguiamo lo stesso, perché ovviamente qualcuno avrà acquistato la gemma della vera visione e addirittura lo rallentiamo con l'abilità numero 2, il seme parassita, e lo mettiamo al tappeto un'altra volta. Ace, ovvero siamo riusciti a uccidere quasi tutti gli avversari e adesso ci dirigeremo per la conquista della torre numero 1 in centro, probabilmente. Allora, il nostro personaggio ha 612 monete. Bene, ecco ragazzi, questo è un elemento molto importante quando ritroviamo. Guardate che occhi però, figo, eh? Sembra una protesi vivente. Questi guardiani sentinella blu, perché ce ne sono due, guardiano osservatore e guardiano sentinella. I guardiani sentinella evitano di essere colti alle spalle nel momento in cui vengono messi nella giungla, per esempio in queste posizioni, molto utili in queste posizioni. Adesso non riesco a effettuare molto bene il disegnino, comunque in queste posizioni sono molto utili per evitare attacchi di dietro, per esempio in queste zone. Invece i guardiani sentinella possono essere messi in qualsiasi zona, soprattutto per notare gli avversari che sono invisibili. Durano 6 minuti e mi sembra che costano 200 monetine. Mi sembra che il guardiano sentinella costi un po' di più però, non ricordo adesso. Ed ecco anche la corazza a piastra è stata acquistata, 10 di armatura in più al nostro personaggio al fine di guadagnare quindi questa benedetta armatura, eccola qui. E intanto gli avversari si stanno facendo Roshan, il ragno, il mostro più potente all'interno del gioco, chiamiamolo mostro nel senso di creep, più potente, darà la gemma della visione mi sembra. Guardate dove se n'è salito il ragazzone qui. Ed ecco che ci dirigiamo immediatamente da Roshan perché l'abbiamo intuito, ed ecco che ritroviamo il Viper, il motore dodge davanti a noi, che cerca di curarsi, ma a quanto pare siamo riusciti a farlo fuori. Pudge mi attira verso di me, non so, verso di lui, ma non so perché. Ed ecco che Roshan sembra alleato direttamente con noi e diretto a inseguire Chen. Vedete che si ritrova una montagna di muscoli alta 30 metri e ovviamente riusciamo a spiazzare anche Ricky. Ovviamente Chen viene distrutto, bloccato dalla nostra abilità, che ci porta direttamente a 9 assist, 5 uccisioni e 2 morti. E Earthseeker a quanto pare ci rallenta e Roshan adesso è in mano nostra e cerchiamo appunto di farlo fuori immediatamente, assorbendo un po' della sua vita, conferendolo ai nostri alleati e dargli un po' una lezioncina per caricarci un po' la vita. Bene, ci troviamo a 10 minuti dal termine, ma siamo un alleato in meno, non mi veniva il termine. Diamo un'occhiata alle statistiche, teniamole sempre sotto controllo, in modo tale da darvi appunto un'idea per non andare sempre a cercare qui. Ok, ecco che il ramo di ferro è stato gettato da uno dei nostri alleati. Cosa succede? Allora, riassunto un po' generale, gli avversari ancora hanno una torre
in bot, tanto per dire, in centro la torre è intatta, mentre in top è anche distrutta, invece le nostre torri se la stanno cavando abbastanza bene. Roshan è stato distrutto e abbiamo accumulato abbastanza soldi per comprare la ricetta della corazza. Benissimo. La ricetta che permetterà di mischiare nel calderone anche l'iperpietra, che conferirà velocità di attacco, quindi guardate un po', 111 di attacco, ha una velocità davvero impressionante, quindi sono un'ottima mistura per un attacco concreto, deciso e soprattutto efficace. Può essere anche considerato il Necromicon come un'alternativa a questa corazza, perché ha un effetto decisamente diverso. Praticamente evoca un guerriero negromante e un arciere negromante a combattere per te, cioè un aiuto passivo, però un aiuto, e la loro forza e la loro abilità aumentano all'aumentare del livello di questo Necromicon e dura 35 secondi. Può essere anche un'altra alternativa. Comunque questo personaggio può essere settato secondo diversi criteri, ovviamente per essere un tank, può essere un off tank nel senso che effettua anche danno, però io l'ho creato come una sorta di support tank, tank nel vero senso della parola, ovvero che riesce ad assorbire molti colpi perché ha un'armatura di 30 spaventosa. Allora, gli avversari, quelli qua, si sono riuniti all'intorno di questa bella circonferenza, date un'occhiata, e a quanto pare attendono, cercano di difendere la torre. Guardate, c'è in assetto difensivo, con questa bella, che cos'è, uno scettro egiziano, e attendono appunto il nostro arrivo, perché non potranno attaccare, se lo immaginano. Ed ecco che Page in prima linea, seguito dal nostro Treant, Lich, eccolo qui, e anche Razor. Bene, ovviamente arriverà un altro teamfight a breve. Vediamo se c'è Roshan nuovamente. No, bene. Andiamo su, benissimo, ecco che aumentiamo addirittura la nostra armatura grazie all'abilità di Lich, e attendiamo nel bosco gli avversari per un'imboscata. Ed ecco, inizialmente Earthseeker viene fatto fuori, Shen cerca di scappare, ma a quanto pare Riki viene intrappolato da questa bella pioggia di Razor, e immediatamente gli avversari ricorrono a una sorta di strategia difensiva. Intanto noi veniamo colpiti dalla torre, innanzitutto da 3 avversari, ma a quanto pare riusciamo a farcela a scappare. Guardate un po' l'armatura quanto è importante in questi combattimenti teamfight. Ed ecco che ovviamente rubiamo, per così dire, una bella uccisione utilizzando il nostro seme parassita. Nuovamente Chen che riesce a far fuori Razor, ma a quanto pare questa bella lapide lo farà rinascere, una cosa un po' insolita. Comunque eccolo qui, e a quanto pare siamo riusciti a effettuare una sorta di ace, un po' strano, però in fin di vita ce l'abbiamo fatta. 2145 monete, potete capire che è sinonimo di iperpietra. Adesso ci dirigeremo immediatamente, guardate, non da questi che sono gli antichi golem, però dal nostro Unno, dov'è l'Unno? Eccolo qui, per cui acquistare il nostro iperpietra e formare la nostra corazza. Dopo la corazza non ci sono nette alternative, possiamo puntare più sul globo del ristoro, ma come per esempio su qualcosa che ci dà una sorta di controffensiva, come per esempio l'esplosione artica, la protezione di Shiva che emette un'onda congelante che infligge sempre danni ai nemici, una sorta di controffensiva oltre all'abilità difensiva stessa. Allora, a quanto pare il nostro Lich se la sta cavando abbastanza bene, però noi stiamo effettuando davvero molti assist per essere un support, ovviamente il suo ruolo principale, e stiamo effettuando davvero un'ottima partita. Adesso ci ritiriamo un attimo in base e daremo un'occhiata più avanti a quello che combineremo. Intanto la nostra corazza è stata appena adesso formata. Bene, eccoci ragazzi, nuovamente in compagnia del nostro Treant Protector. Ci stiamo avviando in compagnia ovviamente del nostro Page, del nostro Lich, alla conquista definitiva della prima torre di mezzo. Attenzione, stiamo attenti che, come potete vedere, è iniziato il team fight. Ecco qui Sand King che attacca immediatamente gli avversari, ma a quanto pare siamo riusciti a bloccarla a dovere. Guardate un po' con quanta vita siamo riusciti a fuggire, tutto grazie al nostro Mechanism, mamma mia, del grande Razor. Fantastica questa abilità che divaga appunto le sue onde energetiche, questa qui riesce a far fuori innumerevoli avversari. Dico che ovviamente Page porta indietro Razor per rubare l'uccisione, ma a quanto pare non ci è riuscito. Allora, vediamo un po'. Ovviamente siamo riusciti a effettuare un bel ace, ovvero fare fuori tutti gli avversari in una volta, e ce la stiamo cavando piuttosto bene. Distruggiamo finalmente questa dannata torre centrale. Adesso ci dirigeremo immediatamente verso la base e le caserme avversarie. Mamma mia, con quanta vita sono riuscito a salvarmi. Proprio una cosa fenomenale questo meccanismo, e ovviamente tutto grazie anche al seme parassita che mi ha fatto recuperare anche un po' di vita. Bene, ormai a quanto pare la partita sembra conclusa, perché siamo riusciti a distruggere anche la torre centrale. Adesso le caserme, nel momento in cui verranno distrutte, conferiranno ai creep
un potenziamento e verranno evoluti e saranno potenziati secondo una nuova tipologia di attacco e di difesa. Intanto abbiamo accumulato notevoli soldi per l'acquisto di innumerevoli oggetti, ma ormai penso che non è più necessario, ce la siamo cavata abbastanza bene, abbiamo effettuato 6 uccisioni e ben 11 assist. Attenzione, ecco che si presenta nuovamente Earthseeker e manda via sia Treant Protector che Razor, forse è stato meglio che ci siamo ritirati, perché ecco qua che sono arrivati immediatamente tutti i membri della squadra avversaria. Ma ecco che Pudge con un'ottima mossa riesce a intrappolare Ricky e sotto un abile attacco di Treant Protector viene fatto fuori. Attenzione che qui rimane ancora Viper, 14 di livello, mamma mia, ed ecco che viene immediatamente spedito via dal nostro Razor, che adesso con un'abile portata riesce a metterlo addirittura al tappeto. Vediamo se ce la fa, diamo un'occhiatina. Forse addirittura dentro la loro base. Niente, è costretto ad andare via. Intanto noi stiamo tankando la torre, come potete ben vedere, stiamo assorbendo tutti i danni. Anche il nostro caro Pudge che è arrivato a quasi 2180 di vita. Molto bene. Che dire, una partita davvero molto bella, combattuta in ogni istante, dove all'inizio, anzi per una buona parte della partita, è stata equilibrata. Adesso abbiamo colto il sopravvento con questa uccisione di massa. Infatti anche la torre centrale è stata distrutta. Il nostro personaggio, diamo un'occhiata, ecco si sta ritirando per andare ad acquistare qualcosa. Vediamo un po' cosa abbiamo intenzione di acquistare. Ecco l'amplificatore di vitalità, probabilmente per comporre il nostro cuore di Terrasque, appunto per migliorare la nostra vita ormai. Bene, blocchiamo immediatamente il nostro Viper. Ovviamente verrà fatto fuori dal nostro caro e amato Pudge, regalandoci un altro fantastico assist. Allora, vediamo un po', ovviamente ecco qua i super creep, mega creep dal corpo a corpo, riescono a infliggere numerosi danni alla torre. Guardate un po', riescono addirittura a levare almeno 300 HP tutti insieme in un'orda. Adesso tutti gli alleati ovviamente si ritirano, perché con tutta questa ondata di attacco avranno recuperato qualche monetina e ovviamente devono andarla a spendere. E quindi potete ben notare che adesso anche Razor, un elemento fondamentale di questa partita, che ha fatto ben 10 uccisioni, quindi avrà raccolto almeno 2000 soldini con queste 10 uccisioni, e ovviamente è stato fondamentale, ma soprattutto perché non avevamo un membro della squadra per una buona parte della partita, quindi una partita molto ben combattuta. Ed ecco che ovviamente ormai Treant Protector attacca all'ultima torre insieme a Pudge e siamo riusciti a ottenere un'altra importante vittoria. Per quanto riguarda Formula 1 2012, ragazzi, proprio quest'oggi Formula 1 2012 uscirà e quindi a breve andrò a prenderlo. Probabilmente voi il video lo vedrete quando un po' più in là, perché ovviamente per caricare un video di questa capacità ci vuole un bel po' di tempo. E non so ragazzi se oggi effettuerò il video su Formula 1 2012, tutto sta quindi al tempo. Quindi innanzitutto ecco questo bel video di Dota, come quindi una sorta di anticipo al video di Formula 1 che probabilmente da domani ci saranno gameplay sulla carriera, perché proprio oggi mi farò ben 50 km per andare a comprarlo e inizierò la nuova carriera e tutto quello che ne comporta. Magari farò anche questo unboxing, anche se lo farò col telefonino perché non ho una videocamera e probabilmente ci sarà qualche problema di incomprensione video, perché non so davvero come posizionarlo il telefono. Comunque vedremo, e spero ovviamente che questa partita vi sia piaciuta e possa aiutare su una particolare definizione di questo personaggio, sull'equipaggiamento da impostare, soprattutto sullo stile di gioco del personaggio stesso. Io l'ho utilizzato secondo le tematiche che ho approfondito durante tutta la partita, non stiamo qui a ripeterle. Comunque diamo un'occhiata al risultato finale: 8 uccisioni, 2 morti, 12 assist, guadagnando quindi, diamo un'occhiata, 281 di oro. Questo non ricordo che valore, a che cosa è basato questo valore. Comunque 472 esperienza al minuto, con contrapposto 332 oro al minuto. Davvero un'ottima partita, essendo sempre un giocatore in meno per una buona parte della partita. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti dal vostro Edward Banelgen.